TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. In apertura del nostro notiziario La Cronaca. Nell'ambito di un'articolata operazione di contrasto alla pedopornografia denominata Viper 2, la Polizia di Stato ha proceduto all'arresto di 12 persone, anche nel veneziano, per detenzione di ingente materiale pedopornografico, alle denunce di altre 14 e al sequestro di numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file pedopornografici. L'operazione è stata condotta dagli investigatori della Polizia di Stato del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Venezia e ha preso avvio da una precedente attività del COSC di Venezia, Viper, che aveva già portato lo scorso anno all'esecuzione di 60 perquisizioni e l'arresto di 28 persone appartenenti a vaste community internazionali di pedofili. Gli odierni indagati, di varie estrazioni sociali e tutti di sesso maschile, hanno un'età compresa tra 22 e 69 anni. Tra di loro vi è anche un uomo che millantava di avere conoscenze tra gli esperti nel campo della protezione dei minori online, circostanza sfruttata come alibi per accumulare materiale pedopornografico e permanere nei gruppi di pedofili. Ulteriori dettagli nel nostro sito notizieplus.it. Ancora cronaca. La Polizia di Stato ha rintracciato a Roma un uomo ritenuto responsabile di una truffa verosimilmente commessa poco prima a Mestre, ai danni di una coppia di anziani. Un uomo avrebbe contattato la coppia notiziandogli di un sinistro stradale di cui sarebbe stata responsabile la figlia. L'individuo, facendo leva sulla sensibilità e sulla vulnerabilità emotiva dei malcapitati, avrebbe utilizzato lo stratagemma del finto carabiniere per farsi poi consegnare un'ingente somma di denaro dalle vittime, con lo scopo di far evitare alla figlia gravi conseguenze. I poliziotti, ponendo in essere un'attività di ricostruzione degli spostamenti, hanno individuato il presunto responsabile. Il sospettato, fermato e bloccato nella stazione di Roma Termini da personale della squadra di polizia giudiziaria capitolina, è stato trovato ancora in possesso dell'intera somma di denaro sottratta alla coppia di anziani. L'uomo è stato denunciato all'autorità giudiziaria e la somma di denaro verrà riconsegnata alle vittime. Il 25 gennaio scorso i carabinieri di San Donà di Piave hanno arrestato un ottantenne in regime di detenzione domiciliare per l'espiazione di vari reati, poiché ritenuto presunto responsabile di detenzione di arma clandestina. Gli agenti hanno rinvenuto un fucile a canne mozze con matricola a brasa occultato all'interno dell'abitazione dell'uomo, nonché 8 cartucce a salve. Nella stessa giornata i militari dell'Arma, in collaborazione con la polizia locale di Jesolo, hanno perquisito un 65enne poiché sospettato di detenere illegalmente armi da fuoco. Sono state trovate nelle pertinenze del domicilio di quest'ultimo varie armi, tra cui una pistola clandestina, una canna per pistola sprovvista di numero di matricola, una pistola scacciacani calibro 9 e relativo munizionamento, 2 paia di manette, un coltello a farfalla e un tirapugni più varie munizioni, tutto sequestrato. Il 65enne è stato quindi denunciato a piede libero, mentre l'80enne è stato portato nella casa circondariale di Venezia a disposizione dell'autorità giudiziaria. Cambiamo decisamente argomento. Le persone sorde che utilizzano gli sportelli di Veritas di Venezia, Mestre, Dolo, Salzano, Chioggia, San Donà di Piave, Jesolo e Portogruaro possono comunicare con gli operatori di Veritas grazie a un nuovo servizio di video interpretariato nella lingua dei segni italiana, la LIS. Questo avviene grazie ad un interprete di LIS che in videochiamata traduce simultaneamente la conversazione da una lingua all'altra, in modo che l'operatore allo sportello possa prendere in carico le richieste della persona sorda. Accedere a questo servizio è molto semplice. Basta avviare la videochiamata inquadrando con il proprio smartphone o tablet il QR code stampato nelle locandine affisse all'interno degli sportelli. In alternativa, la videochiamata può essere effettuata dagli stessi operatori di Veritas, utilizzando il tablet messo a disposizione per questo scopo. Il servizio viene fornito dall'azienda Veastit, nata più di 10 anni fa come start-up dell'Università Ca' Foscari di Venezia e oggi il leader in Italia nell'ambito del video interpretariato. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.